Intervenire subito quando l'infezione da Covid-19 non ha ancora dimostrato la piena potenzialità distruttiva dei suoi sintomi. Una strada che il Veneto ha inteso percorrere da tempo, sostenendone la sperimentazione, ora ha trovato un avvio ufficiale. Da Padova il neodirettore generale dell'ULSS 6 Dalben ha comunicato l'inizio delle prime somministrazioni di anticorpi monoclonali. Il piano di approvvigionamento è nazionale, stabilito dal commissario straordinario Figliuolo con l'acquisto di 150.000 dosi per un valore di circa 100 milioni di euro. La terapia ha inizialmente un target di pazienti ad alto rischio, ultra sessantenni che abbiano sviluppato il Covid da pochi giorni senza evidenziare sintomi da ricovero immediato. Gli anticorpi monoclonali prevedono una sola infusione senza richiami e vengono segnalati come efficaci con tutte le varianti fino ad ora note del coronavirus. Gli studi fin qui condotti hanno dimostrato efficacia per 3 malati su 4, riducendo ricoveri e decessi. L'anticorpo umano individuato ha dimostrato finora un dosaggio più basso rispetto ad altri trattamenti analoghi e viene somministrato attraverso una iniezione intramuscolare. Il paziente viene convocato in ambulatorio, sottoposto per un'ora all'infusione del farmaco e per un'altra ora tenuto a riposo per verificare eventuali immediate reazioni. Dopodiché fa ritorno alla sua abitazione dove per i 28 giorni successivi sarà in continuo contatto o con il proprio medico di medicina generale o con quelli delle USCA, abilitati a intervenire in caso di peggioramenti che però in gran parte dei test non si sono verificati. Al termine delle 4 settimane il protocollo stilato dall'AIFA dichiara guarito il paziente che abbia superato la fase critica. Nell'ambulatorio dell'ospedale di Padova, ha chiarito Dalben, sono 10 le postazioni disponibili per l'infusione degli anticorpi monoclonali ai pazienti in lista.